Le cose non sono cambiate assolutamente, auspichiamo un intervento immediato da parte delle istituzioni. Tutto come a gennaio, forse anche peggio per le scuole primarie degli istituti comprensivi di Mira, dove ormai incubo aule sporche. E a fare fronte comune con i genitori, stavolta scendono in campo anche gli insegnanti, che hanno illustrato in una lettera inviata alla direzione scolastica e all'amministrazione comunale la situazione. 24 ore fa il primo sopralluogo della giunta grillina, l'assessore Rietta Vanini e il sindaco Maniero sono preoccupati e hanno incontrato la direzione didattica. Basta parole, i genitori vogliono adesso i fatti. Non solo l'amministrazione deve essere presente, ma vogliamo immediatamente un'azione da parte della direzione regionale. È urgente, non tolleriamo più che i nostri bambini siano in una scuola sporca, decisamente sporca, dove i pavimenti non vengono lavati da ormai 20 giorni. I pavimenti non lavati, tavoli non sanificati, la mensa viene lavata quando si può, orari delle persone completamente insufficienti, vengono un'ora al giorno per persona su scuole di 2 piani. Ci sono casi di bambini che stanno a casa da scuola per problemi di salute, allergie e quant'altro. Gli insegnanti stessi lamentano una condizione di lavoratori inadeguata. I genitori vogliono chiarezza da subito e sono pronti a tornare in piazza, intanto vanno avanti con le vie legali. Come genitori abbiamo preparato un'istanza in cui chiediamo delle risposte, cioè la situazione che voi vedete secondo voi è normale? Nessuna colpa diretta degli operatori, ripetono, ma va fatta subito qualcosa. Il sindaco 5 Stelle Alvise Maniero ha già attivato i parlamentari. I genitori bussano direttamente al premier Renzi. Ci chiediamo al governo Renzi di dare assolutamente un segnale deciso su quello che ovviamente è la politica per quanto riguarda la scuola. È stato detto la scuola è al primo posto, in questo momento non lo è assolutamente.